detto che si faceva sta avvenenza sagra, festa, quella che è, di San Martino, che tanta gente è attaccata a questa festività, a Sottomarina ma anche da fuori. Purtroppo c'è stato qualche inconveniente. L'inconveniente è stato gestito un po' così in leggerezza, perché magari una parola può essere capita in un senso e invece era tutt'altra cosa. Niente, i tempi tecnici non ci sono stati e non c'erano effettivamente, come mi aveva già accennato in precedenza Beniamino Boscolo, però l'indicazione era quella di voler fare per forza, ma non per forza per forzare i tempi e tutto quanto, perché c'era già stata data la concessione al parco giochi, quindi tutte le giostre, il campo cannoni sono stati autorizzati e quindi io pensavo di poter rendere più facile l'inserimento anche della nuova giunta, trovandosi già preparati, già pronti una festa già organizzata, c'erano tutti quanti i premessi giusti e non si sono fidati probabilmente della mia esperienza. Scusami se ti interrompo, il vice sindaco praticamente hanno pensato di fare una manifestazione, diciamo, reclamizzandola di più, in modo da fare una cosa ancora più bella. Allora avevano paura che, diciamo, di non riuscire, che siccome i tempi erano brevi, hanno preferito dire guarda la rimandiamo alla prossima volta, però mi hanno detto che ti hanno dato disponibilità, apertura per Natale, giusto? Allora, tutte le iniziative si sono dati disponibili per tutte le iniziative che gestiranno. Logicamente dovranno fare i conti e interpellare le associazioni di categoria, che mi pare giusto, anche se andiamo a monte troviamo già un'interpellanza, cioè una richiesta di confronto con le associazioni, però era già stato negato il consenso perché non erano interessati al mercatino, però alle giostre sì, questo mi è stato detto. Dopo l'evoluzione delle cose ci sono riuscito a fare su 10 banchetti, uno per articolo, e anche i giochi per i intrattenimenti per i bambini e tutte quante queste storie che faceva un bel vedere, e non 10 banchetti buttati là, selezionati con persone fidate. La giornata è buona, è venuto fuori il sole, è finita la pioggia, speriamo bene. Cosa vuoi? La gente c'è, comunque sta arrivando. Sì, sta passeggiando. Avete dei begli articoli, belle scarpe. Vediamo cosa possiamo fare. Allora ci togliamo un attimo la mascherina. Allora qui abbiamo l'amico Ortensio delle frazioni di Calino. Tu sai che ieri c'è stata, diciamo, l'annuncio che ci sarà il nuovo vescovo, che è Don Giampaolo Dianin, sì, che è l'attuale rettore del seminario di Padova, e quindi è finita l'epoca di Adriano Tessarollo. Tu cosa ne pensi di questo cambio? Hai qualche... Ma intanto devo ringraziare sicuramente Monsignor Tessarollo per la sua attività in tutti questi anni a Chioggia, che secondo me ha fatto un'opera prima di tutto da grande persona, perché prima di tutto questi prelati sono uomini e la sua importanza come uomo era un'importanza molto, molto di spessore, perché era una persona che era alla buona, insomma. Tante volte ho interloquito con lui anche per un discorso di frazione e devo dire la verità, è sempre stato molto collaborativo. Io auspico che questo lavoro che il signor Tessarollo ha fatto sia anche domani con il nuovo rettore, per cui l'augurio di buona presenza e di buon arrivo nel nostro territorio, nella nostra diocesi, e un buon lavoro come prelato all'interno della diocesi di Chioggia. Grazie Ortensio. Grazie a te.
Ancora una volta qui per ringraziare i nostri clienti, i nostri affezionati clienti. Torres, Biancheria, la migliore che ci sia. Ciao Chioggia. Abbiamo qua gli integerrimi volontari dell'ADA che fanno il loro lavoro. Senti, sai che c'è il nuovo vescovo? Sì, lo so. Cosa dici? Del vecchio del Il vescovo vecchio era buono anche quello, come Piagentini, roba. E questo nuovo lo conosceremo quando viene. del sindaco attuale, che ancora, cioè il sindaco, del vescovo No. Adriano, cosa dici? Il tuo pensiero? Era una brava persona, era col popolo, con tutti quanti i pescatori, con tutti gli amici. È tranquillo, Un attimo che c'è una signora che non vuole la mascherina, per piacere, grazie, è molto gentile. Beh, insomma, mi sembra tanto un bel giovedì oggi. Anche non solo da un punto di vista meteorologico, vedo tanta gente, movimento, non ci lamentiamo. tante cose nuove, tante cose belle colorate. Sempre novità e sempre nuovi colori qui a Tentazioni by Laura, quindi veniteci a trovare. Oggi è un giovedì particolare? Sì, subentra, mi hanno detto, il nuovo vescovo, noi facciamo un in bocca al lupo per il suo mandato e tanti auguroni, ecco, ci fa piacere e buona giornata. Si legge anche da cartello cosa intendo. Tanti mi dicono, ma fatti questa punturina. Cioè, non intendono proprio andare a informarsi fuori della propaganda di gregge. Io l'ho fatto e perciò mi sono fatto la punturina e vado in giro con la punturina per dare un messaggio a chi vuole informarsi fuori dalla propaganda di gregge. Ciao a tutti i miei amici di Chioggia, ciao! Oggi sono particolarmente contento perché hanno fatto un vescovo padovano, Giancarlo Dionin. Io voglio solo dire una cosa, lo aspetto al mercato che faccia il giro, che venga a salutarci tutti e noi saluteremo il vescovo. E anche magari un bel pezzetto di formaggio se lo porterà anche a casa. Grazie, buon lavoro vescovo, ciao a tutti! Purtroppo questa mattina è una nota molto triste perché, come vedete, questa piazzola era stata lasciata libera, ci sono questi fiori. Purtroppo la signora, la collega qua dell'amico, se vuoi dire qualcosa tu? Le più sentite condoglianze da parte di tutti noi ambulanti, alla famiglia, ai figli, ai parenti, a tutti quanti. Le più sentite condoglianze, oggi abbiamo perso una collega ma anche una carissima amica. Le più sentite condoglianze e un abbraccio forte da tutti noi. Grazie.